che non possono più contare su uno stipendio e poche prospettive, soprattutto nel momento di crisi economica, in cui trovare un nuovo lavoro, una nuova occupazione per chi lavora in quello stabilimento da 20 anni non è sicuramente semplice. Allora stasera abbiamo contattato uno di questi operai che lavora in quello stabilimento da 20 anni e perderà il lavoro. Andrea Burgasti. Pronto? Sì, buonasera. Con noi. Ciao Andrea. Ciao tu Susanna. Sei operatore del trattamento tecnico e capoturno del tuo reparto. Come è stato questo primo maggio? Ma è un primo maggio direi insolito per noi, che fortunatamente fino a pochi giorni fa vivevamo una realtà ben lontana a quella che eravamo soliti sentire anche in televisione, dove molto spesso, purtroppo settimanalmente, si sente disagi di questo tipo, si sentono ormai quasi quotidianamente. Però la nostra azienda, tutto sommato, era un'azienda sana, un'azienda che comunque è sempre stata produttiva, e in pratica è stato un fulmine a ciel sereno che ci ha colpito e ci ha letteralmente destabilizzati, ecco. Certo, voi avete avuto un incontro ieri mattina proprio con il dirigente, il vostro amministratore delegato, Giovanni Mussi. Come è andato quell'incontro? Dunque, le rappresentanze sindacali ci hanno riferito che sostanzialmente la posizione dell'azienda non cambia rispetto alle comunicazioni che ci sono state fatte la settimana scorsa. Quindi diciamo che gli stati d'animo non sono dei migliori, il futuro direi che a questo punto è più che nero. Sinceramente siamo spaesati, non sappiamo cosa ci aspetta, non sappiamo quali prospettive ci saranno per noi e per il territorio dove viviamo, perché è inutile ribadire il concetto che è un danno anche a livello sociale per il nostro territorio. Certo, poi ricordiamo che il licenziamento di 200 dipendenti pesa in una realtà che è quella della Val di Cecina, dove esiste l'area di Volterra, sì, che è in tutto, con tutta la valle, di 30.000 abitanti, e proprio invece il comune di Volterra ha soltanto 11.000 abitanti, quindi è un impatto incredibile anche a livello sociale. 200 persone che perdono il lavoro significa altrettanto 200 famiglie, quindi una realtà triplicata se non quadruplicata, senza considerare poi tutte le ripercussioni in termini di indotto, anche per le aziende fornitrici della SNIT e chiaramente tutto l'indotto che gira intorno all'economia dell'azienda. Sì, indubbiamente. Noi Andrea. Sì, prego, dimmi. Sì, dico, poi diciamo che tra l'altro Matteo Salvini, insieme al nostro candidato della Lega Claudio Borghi, ha deciso di passare proprio il 1° maggio a Volterra, ha tenuto anche una diretta con la FET e ha esternato proprio il bisogno anche di riportare una condizione anche di sovranità in questo paese, perché certe multinazionali che vengono a investire il nostro paese poi molto spesso decidono di delocalizzare, quindi lasciano a casa delle realtà, 200 famiglie, in una realtà che è già critica di per sé, con le tasse insostenibili, con i servizi che non funzionano, quindi tutto ciò si va ad aggravare una crisi già persistente, insomma, anche nella realtà toscana. Sì. Tu eri anche con Matteo Salvini, eri presente alla visita, cosa vi siete detti? Sì, indubbiamente, ecco, io ho colto l'occasione, io ed altri colleghi di lavoro abbiamo approfittato, diciamo così, della presenza del segretario della Lega per portare alla luce il problema e il disagio che stiamo vivendo. Con Matteo Salvini abbiamo accennato
oltre alla questione nostra personale e territoriale, abbiamo accennato un po' anche a quello che è il problema che hai appena annunciato te qui alla radio, il fatto di recuperare un minimo di sovranità, perché ecco, negli ultimi anni ci siamo, per così dire, genuflessi alle logiche dei poteri forti, alle logiche europeiste che non portano nessun profitto, nessun costrutto. Abbiamo dei governanti, e qui ecco, non so, forse qualcuno si arrabbierà perché faccio un po' di campagna elettorale, però abbiamo dei governanti che vanno in Europa, prendono il compitino da portare a casa e accettano tutto quanto è possibile e anche l'inaccettabile. Mi vengono in mente i disagi subiti dalla Puglia, ecco, embargata malamente da una nazione prima e da una comunità successivamente, perché hanno avuto la sfortuna ecco, degli ulivi che si sono ammalati. Cioè, io non so con questa logica il nostro paese, la nostra nazione quale futuro può avere, ma sinceramente le cose devono cambiare, perché di questo passo penso che tra l'altro la nostra... la chiusura della fabbrica si era battuta su di voi come una mannaia non preannunciata, anche perché si vociferava in azienda che sarebbe dovuta arrivare una nuova commessa. Sì, io ecco, da lavoratore posso dire che avevamo intuito qualcosa nei mesi precedenti, però sinceramente pensavamo piuttosto ad una piccola riduzione di personale, magari con l'accesso in mobilità da parte di quelle persone che sono vicine alla pensione e che quindi con uno scivolo sarebbero state accompagnate verso questo percorso. Ovviamente la decisione di cessare definitivamente l'attività produttiva è un qualcosa che non ci spieghiamo, anche perché, come detto in precedenza, questa è un'azienda forte, un'azienda presente sul territorio da 60 anni, un'azienda che è sempre stata produttiva e che sinceramente non ha una logica. Ecco, ricordiamolo. Sì, infatti. Sì. Bene, Andrea, noi chiaramente con la Lega, Matteo Salvini ha promesso di battersi a tutti i livelli, veramente dal Parlamento, presenteremo interrogazioni, mozioni, cercheremo di partecipare a quei tavoli che sono stati aperti tra le istituzioni e l'azienda e le rappresentanti dell'azienda, quindi su questo ecco, non dobbiamo arrenderci, anche il morale degli operai deve restare comunque ben saldo, perché chi si arrende è perduto. Ecco, con questo in bocca al lupo, ringraziamento per averci portato la tua testimonianza, ti saluto. Sì, io se posso vorrei concludere con un messaggio, se mi è possibile. Sì, certo. Un messaggio, intanto io vi ringrazio per il tempo che ci avete dedicato e per la buona volontà che ci state mettendo. Il messaggio è rivolto a tutte quelle persone che in questo momento ci stanno ascoltando e che purtroppo vivono il disagio che stiamo vivendo noi in questa azienda. Ecco, io vorrei dire a queste persone che noi non ci arrendiamo, che loro non devono arrendersi, perché le cose devono cambiare, perché comunque siamo italiani, siamo orgogliosi di esserlo e dobbiamo tirar fuori la testa dalla sabbia in un modo o in un altro. Quindi viva l'Italia, viva il popolo italiano e aggiungo viva Claudio Borghi, candidato presidente della Regione Toscana. Ecco, va bene, con questo messaggio di speranza e diciamo comunque sempre rispettando l'identità di ciascun territorio, soprattutto quello toscano, che è un'area comunque che è stata sempre produttiva, ha dato sempre il suo contributo dal punto di vista del lavoro, ti saluto. Dovrebbe essere con noi l'assessore Paolo Moschi, assessore ai lavori pubblici, infrastrutture e viabilità del Comune di Volterra, che su questa vicenda è stato sempre vicino ai lavoratori della Smith International. A Volterra è stato convocato un consiglio comunale per questo venerdì 8, un consiglio comunale aperto a cui parteciperanno chiaramente
le rappresentanze sindacali dell'azienda, gli operai e parteciperanno anche le forze politiche, tra cui anche il nostro candidato Claudio Borghi e i vari candidati provinciali delle circoscrizioni provinciali della regione. Quindi Paolo? No, ancora non è con noi. Susanna, stavamo perfezionando il collegamento con l'ospite che è con noi proprio da qualche istante. D'accordo, mentre aspettiamo l'assessore Paolo Moschi che ci dà una spaccata, ecco, sulla vicenda dal punto di vista dell'amministrazione comunale, che c'è da dire, l'amministrazione comunale di Volterra è una mosca bianca nella provincia di Pisa, perché Volterra non è amministrato dal PD come la gran parte dei comuni amministrati in provincia di Pisa, ma ha vinto una lista civica trasversale. Devo dire che l'amministrazione è stata vicina ai lavoratori della fabbrica, è andata in testa con loro, ci è in testa con loro attraverso il sindaco Marco Budelli, anche gli altri componenti della giunta, tra cui Paolo Moschi, che è appunto l'assessore ai lavori pubblici e alle infrastrutture. Paolo? No, sì, buonasera. Non è con noi. Sì, buonasera. Buonasera Paolo. Ecco, abbiamo parlato poc'anzi con uno dei lavoratori dell'azienda, adesso invece vorrei sentire un pochino il punto di vista, ecco, da chi amministra la città di Volterra, che ha seguito tutte le vicende, ecco, di questa chiusura. Ma sicuramente si tratta di un colpo grave a un territorio già fragile e che ha delle problematiche. Bisogna dire però che da un lato l'Italia non sta brillando, e questo purtroppo è sotto gli occhi di tutti, per appetibilità rispetto alle multinazionali. Da un altro lato però c'è un territorio che possiamo dire nodi vengono al pettine, perché una realtà come l'Alta Val di Cecina, che è stata fortemente industrializzata negli anni 60, oggi è una Cenerentola in Toscana con infrastrutture pressoché granducali. Quindi sicuramente il gap viario per infrastrutture non adeguate e una politica non attenta all'industria e nemmeno all'artigianato fa sì che in qualche maniera in un momento di crisi tutto è più esposto e più debole. Quindi non solo non si è lavorato per il lavoro, per portare lavoro, ma non si è difeso nei tempi opportuni, quindi anni fa, le opportunità di lavoro che potevano esserci. E questo purtroppo anche con le infrastrutture che sono alla base, ma non solo, perché possiamo dire che laddove c'è un occhio attento, prima che scoppi il bubbone, forse si riesce ad aggiustare le cose. Purtroppo non si possono lasciare da soli e, che dire, oggi raccogliamo i frutti di scelte del passato. Certo, sì, ricordiamo che Volterra è una bellissima città turistica, arroccata comunque su una colle nella provincia di Pisa, ed è abitato, come ricordavi giustamente te, di atti infrastrutturali, perché da anni si parla comunque di una strada di comunicazione, della costruzione di una nuova strada di comunicazione che però ancora non è stata realizzata. Su questo voi vi siete battuti molto. Si aspetta la nuova 68, una strada statale oggi regionale che deve essere ammodernata da mezzo secolo e ancora non riesce a vedere i lavori. È una tragedia. E quindi come si fa poi cioè, i risultati sono questi. C'è da dire che l'attenzione oggi in campagna elettorale, prima delle regionali, c'è stata, però che forza di impatto può avere nei confronti della multinazionale? Ecco, questa è una domanda. Sicuramente puntare tutto sul turismo da parte di tante realtà è un'utopia, perché anche le regioni più belle non potranno mai reggersi unicamente sul turismo. Nessuno ha questa forza. Quindi ritengo che pensare anche a un'Italia che ha una pluralità di vocazioni, di risorse,
sia quanto mai un equilibrio da ricercare, ma che vale all'estero come deve valere nel nostro paese e anche in una regione bella come la Toscana. La diversificazione è fondamentale. Oggi ci manca un piano B anche per la Smith, però io confido che si possa trovare, vista l'eccellenza, perché questo territorio è un territorio di eccellenze. Il sale di Saline di Volterra è un'eccellenza a livello, io direi, europeo. L'Enel Green Power di Larderello è una primizia ed è un'eccellenza a livello mondiale, così come la sanità di Volterra e così come era anche la Smith, che è veramente strano che una delle 7-8 aziende nel mondo che fanno scalpellini industriali per perforare il terreno per il petrolio sia in queste condizioni. È veramente strano e quindi qualcosa veramente non ha funzionato. Ecco, secondo me da qui occorre ripartire per dire c'è un'azienda che può essere anche salvata o riconvertita o venduta, perché si può anche parlare di vendere. È necessario però che il Ministero faccia la sua parte. E poi una curiosità, Sì. la Sinistra di Volterra produsse una delle trivelle che aiutarono gli operai del Cile a uscire dalla miniera, i minatori del Cile a uscire da una miniera, se non sbaglio. Ho letto Sì, esatto, una esatto. notizia del genere. Sì, ed è ancora sono state fatte qua. quasi paradossale oggi, no? Che È paradossale. una fabbrica, un'azienda. Io credo che quando Sì, certe aziende superano un livello anche di conoscenza, io non so chi controlla la Smith, non so ai proprietari che prima erano americani, ora sono franco-belghi, non so sinceramente cosa gli viene detto dello stabilimento di Volterra. So che ce n'è un altro nel Trentino, ma sinceramente non so quando un CDA si riunisce in una qualche stanza nel Belgio o in Francia, non so se sanno esattamente della situazione di eccellenza che si è creata nei decenni a Saline di Volterra e quanto possa convenire. Quindi io non sono in grado di dare giudizi relativamente all'operato di chi ha fatto o proposto certe scelte. Posso sicuramente dire che in una concorrenza più forte anche localmente a livello nazionale ci sarebbe molto da discutere. Sicuramente c'è un'azienda che è appetibile, ma appetibile proprio per la qualità, non Sì, siamo quasi in chiusura. Volevo ricordare che venerdì è stato convocato un consiglio comunale aperto dal Comune di Volterra proprio sulla vicenda. Esatto, abbiamo avuto la solidarietà di tutti i sindaci dell'Alta Val di Cecina e della Bassa Val di Cecina. Quindi verranno i sindaci, verranno i candidati delle prossime regionali, verrà il governatore Rossi, credo che non venga, ma verrà l'assessore alle attività produttive regionale. E sicuramente questa situazione con 200 operai, ma altrettanti di indotto e probabilmente altro che ci gira intorno, sono un colpo a un territorio mortale. Quindi è normale che la politica oggi in qualche maniera risponda. Purtroppo il vero interlocutore nostro, che deve essere il Ministero, è lontano. E esiste oggi un tema che lancio qui in chiusura, che è quello dei territori e delle periferie. Perché è facile difendere e vedere i ministri nelle grandi città, nelle grandi aree metropolitane, ma laddove gli stessi colpi vengano inferti nel territorio dove ci sono meno abitanti e quindi meno elettori, vediamo che ci sono meno risposte. Non lasciamo morire i territori d'Italia, perché sono la ricchezza dell'Italia. E se l'Italia viene abbandonata a se stessa perché si fa piovere solo sul bagnato, solo nelle aree metropolitane, perderemo ciò che in secoli abbiamo costruito con la nostra grande cultura dei comuni che ha reso l'Italia bella com'è. E tra l'altro ricordiamo che la Val di Cecina è una valle che sta a cavallo, diciamo, tra la provincia di Sinistra, nell'Alta Val di Cecina e la provincia di Livorno, che è appunto il capoluogo di Cecina, nella Bassa Val di Cecina. E venerdì sarà presente anche il candidato per la Lega Nord, Lorenzo Gasperini, nella provincia di Livorno, che è il consigliere comunale a Cecina. Lo ricordo perché doveva fare un intervento stasera, ma siccome siamo andati un po' lunghi per motivi di tempo non potrò chiamarlo, quindi
lo ringrazio e mi scuso di questo. Comunque lui si è occupato da vicino anche del problema della DIT, e ha visto anche che tanti lavoratori della DIT di Saline di Volterra provengono proprio dalla Spazza, Val di Cecina, quindi da Cecina, sì, da Cecina. Vengono anche da Cecina, vengono molti lavoratori, sì. Molti lavoratori sì, vengono anche da Cecina. Quindi, è a cavallo fra Saline, tra l'altro Saline e il baricentro della valle come chilometri. Sì. Invece il Presidente Rossi ha avuto qualche contatto con voi? Sì, il Presidente Rossi ha garantito la vicinanza, ha scritto un documento insieme ai sindaci e ha promesso di mettere lo sportello delle attività produttive, lo sportello della regione qui a Saline di Volterra. Noi lo ringraziamo e sicuramente si sta impegnando, però oggi è l'ora di... non basta più fare un tavolo quando c'è un problema. Ora bisogna avere in mente anche i territori, perché purtroppo noi veniamo da alcuni decenni dove abbiamo accentrato in poche aree tutte le risorse e tutte le opportunità, con il risultato di avere aree molto congestionate e invivibili e aree invece morte, cioè non più sostenibili. Quindi siamo tra l'invivibile e l'insostenibile. Se si riesce un pochino a decentrare nelle varie realtà sia gli investimenti, sia, e questa una regione la può fare, sia le attenzioni infrastrutturali, probabilmente avremo un territorio abitato e sostenibile per intero. Questa è una sfida per i prossimi 10 anni, per la Toscana e non solo, quindi credo che da qui bisogna ripartire. Anche perché c'è grande preoccupazione, lo ricordiamo, per la chiusura e comunque il ridimensionamento dell'ospedale di Volterra, che dopo questa massata allo stabilimento della DINT probabilmente vedrà ancora più compromessa la propria attività, visto che prevedibilmente molti lavoratori si sposteranno altrove per cercare un altro lavoro, insomma, qualora noi lo difenderemo coi denti. Per questa vicenda. Esiste anche qui un mito che è, mi verrebbe da dire una parolaccia ma non la dico perché siamo in diretta, però c'è un mito che vuole che le cure vadano fatte solo in pochi centri policlinici. Anche uno ventilava l'idea di 3 grandi ospedali in Toscana e tutto il resto ambulatori. È una grande stupidaggine per non dire altre cose. Qui da Volterra a 40 km di distanza non ci sono altri ospedali, c'è un territorio vasto dove d'estate girano circa 1 milione di turisti. Togliere l'ospedale significa far morire un'area senza poter tornare indietro. C'è lo stesso problema all'Isola d'Elba, con il turismo che c'è sull'Abetone, ci sono in varie aree disagiate che laddove noi togliamo quei pochi investimenti per la sanità, le condanniamo a morte. Io non capisco per quale risparmio che non esiste, perché dove noi accentriamo le risorse sanitarie, lì sì che ci sono gli sprechi incontrollati e incontrollabili. Nei piccoli ospedali dove sappiamo anche lo spreco del minimo perché sono facilmente individuabili, lì si accentra tutta probabilmente la violenza perché non ci sono chissà qualche barone forse che difende. Allora, siamo in chiusura e quindi io ti ringrazio ancora, noi non molliamo, stiamo vicino ai lavoratori e a tutta la Val di Cecina e a Volterra chiaramente. Quindi io ti saluto, grazie mille, buona serata. Arrivederci. Buona serata. Avete ascoltato Giovani Padani,